È vero, questa è la grande marcia in più che ha chi ha la cultura sportiva. Allora, arriva il Mago Peppe che ti deve fare un gioco. Mago Peppe, benvenuto. Buonasera. Oggi giochi in casa, Oggi Tra messinesi. gioco proprio in casa, è un piacere, salve. E proprio perché è un piacere parlare con questo ospite e con paesano mio, già mi prende un po' di confidenza. A 20 euro. Ma come a 20? Va, Mago. No, magari ce l'ha per meno male. Tu arrivi e chiedi soldi. Ma siamo amici, no, non me li deve dare, non è che ce li ha e se li tiene, è bellissimo. Vediamo se si trovano, vediamo. Ti chiedo scusa, Nino, 20 euro. Guarda, C'è il taglio da 50, va bene? 50 euro vanno bene? 50 euro. Sì, me li dia. Allora, Meglio che te ne do 20, vediamo. Ah no, ce li ha, Vediamo, ci sono. Non notate come noi messinesi abbiamo i soldi proprio che escono. Ecco le 20, ecco. 20 Si è preoccupato. Qual è il gioco? Allora, queste 20 euro io gliele rirendo forse. Facciamo un bel gioco, ovvero mettiamo le 20 euro in cassa. Io per questo avevo paura delle 50 e poi non escono più. Allora, guardate che cosa ho. Ho 5 chiavi e un lucchetto. Solamente una di queste chiavi apre il lucchetto. Ed è proprio questa qua. Perfetto. Poi chiudiamolo. Faccio vedere bene il lucchetto. Sembra molto muccino sto gioco. Sì. Questo qua già Ponte Milvio. vuole controllare l'apertura. Mi fido. Tanto 1, 2, 3 ed una 4. Ok, abbiamo 4 chiavi quindi che non aprono. E una sola e chiave. una che apre. Allora, proprio questa qua ci serve per aprire, chiudere le sue 20 euro e li lasciamo qua. Ben custoditi. Allora, facciamo questo gioco, un gioco scommessa, ovvero qua abbiamo 5 chiavi. Sì. Mischiale. Che bello mescolare le chiavi. Tenga lei le chiavi. Allora, facciamo questo gioco. Lei prenderà 4 chiavi, quindi lei ha la possibilità di riprendersi le 20 euro con 4 chiavi e me ne dà solamente una. Se la chiave che apre è la mia, io a questo punto le 20 euro paesano. Già sono perse. Me le terrei. Lui è mago, quindi parti svantaggiato. Vediamo. No, 4 possibilità con una io in teoria dovrei perdere. Quale mi vuole dare? Mi sento sconfitto in partenza. Al contrario di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Questa è la mia? Sì. Ok, la lasciamo bene in vista, io non la cambierò per nessun motivo. Allora, cominciamo con la prima. Allora, andiamo alla prima. Vediamo se apre. Proviamo, provi lei perché non si dà mai. La prima è andata, va La bene, prima va bene. non apre. Questa la lasciamo. Si allontanano le Andiamo 20 alla euro. seconda. Sconfitta certa. A tavolino. Provi lei pure con la seconda. Niente da fare. Mettiamola qua. Siamo al 90esimo. Ancora no, ancora siamo quasi in extra time. Provi. Io direi. Abbiamo l'ultima. Questo è il 3 supplementare. Io le do però la All'overtime. possibilità di cambiarla. Non la cambio. Hai visto l'uomo di polso? Non la cambia. T'ha fregato, Mago? Dimmi che t'ha fregato. La vuole cambiare? No, non la cambio ormai. Dimmi che t'ha fregato. Provi. Dimmi che t'ha fregato. Mannaggia, non l'ha fregato. Signori, poi è rimasta una sola chiave. Io la faccio aprire direttamente a lui, se la apre. Vediamo. Vai ad aprire. Miracolo! Ma come fai, Mago? Come fai? Ho vinto! Restituisci i soldi all'ospite. No, assolutamente. Mago, restituisci i soldi all'ospite. Non li vorrei Allora, mai. i debiti di gioco vanno pagati. Lui ha accettato la scommessa e poi anche volendo io, i soldi effettivamente un po' li brucio. Cioè io sono uno che i soldi li brucia assolutamente, quindi arrivederci. Grazie, esperimento riuscito. Meno male che ho dato 50. Meno male che ho dato 50, hai visto? Meno male che non gli hanno dato le 50 euro. Allora, Nino, io ti ringrazio per essere stato oggi con noi, però non posso lasciarti andare.